loro e licenziare me. Il 1° maggio di medici e infermieri che anche oggi sono impegnati nella lotta contro il coronavirus. Da Milano ci colleghiamo in diretta con l'inviato Giuseppe Lavenia. Sì, in una città che anche oggi è quasi del tutto deserta, siamo nella zona dei Navigli, facciamo vedere, abbiamo incontrato qui soltanto poche persone che portavano in giro per la passeggiata il proprio animale domestico, il proprio cane e qualcun altro che faceva attività fisica. Bene, in questa città risaltano ancora di più gli ultimi omaggi a ridosso della festa del 1° maggio, a ridosso della festa dei lavoratori, per chi sta combattendo in prima linea contro il virus, cioè i medici, gli infermieri, chi lotta negli ospedali più esposti, che sono quelli di questa regione, la più colpita in Italia. Ci sono degli striscioni, ci sono dei murales e dei semplici cartelli che sono stati lasciati tra ieri e questa mattina. Medici che sono ancora al lavoro ribadiscono: i pazienti sono ancora negli ospedali e hanno bisogno di noi. Siamo andati all'ospedale San Matteo di Pavia, ecco che cosa abbiamo trovato. Il mio 1° maggio è come qua tutti i giorni, arrivo in ospedale, farò la mia giornata in ospedale, poi questa sera vorrei ritornare a casa.